eccoci amici, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con noi di Teleeuropa Network. Dopo le ultime notizie del telegiornale continua la programmazione in diretta della rete. Allora questa sera ritorniamo con lo sport come ogni lunedì. A proposito, poi lunedì prossimo vedremo se saremo in diretta oppure poi andiamo il martedì, perché lunedì sapete c'è il derby calabrese tra Cosenza e Reggina, lunedì 15, poi dopo man mano vi informeremo se lunedì saremo in diretta oppure andiamo il martedì, poi vediamo, parliamo con il nostro direttore responsabile, vediamo di spostare la trasmissione. Però adesso ci concentriamo sulla partita di domani si gioca contro il Cittadella, la squadra è già arrivata, se non mi sbaglio, lì nei pressi di Padova. Padova. Sì, Padova. Io vado subito a salutare gli ospiti della trasmissione e vi ricordo che c'è la possibilità per tutti voi di intervenire alla trasmissione, quindi c'è un numero che vi do che è lo 0984 25 525, parleremo di tutto e di più. Ma questa è la cosa bella, la linea diretta anche con voi, sono anche i WhatsApp, naturalmente c'è il numero della televisione dove inviate i vostri messaggi, man mano poi scorrono durante la serata. Un gradito ritorna insieme a noi qui ad Lupa Lupo negli anni belli, perché potete sapere abbiamo avuto anche gli anni belli del calcio cosentino, insomma 13-14 anni di Serie B, molte volte non apprezzati, io lo dico sempre e lo ricordo questo perché più volte insomma hanno subito tantissime contestazioni, però da questa città sono passati fior di giocatori, fior di allenatori e lo saluto Luca Pagliuso. Ciao Luca, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera a tutti voi. Come stai Luca? Bene, molto bene. Ho detto bene, insomma, i giocatori adesso e allenatori che hanno fatto la storia, insomma. Sì, è vero. Sì. Si è fatto un buon lavoro. Ma come sta barba, Luca? Abbiamo cambiato look, questo è il look invernale. Look invernale, ho capito, vabbè. Poi saluto il collega della Gazzetta del Sud che è Francesco Mannarino, e a lui piace questo, il calcio gli piace, sta appassionando anche al calcio a 5, mi diceva a microfoni spenti, e dice guarda Fabio, quando stai parlando su calcio a 5 devo venire quando giocano di sabato, quindi si giocano sabato alle 14, di solito il Cosenza gioca alle 2, quindi alle 4 poi. Io sono andato a vedere, anzi approfitto, se riusciamo dalla regia, vediamo se riusciamo ad approntare più tardi un collegamento con col presidente, con Gaetano, con Eugenio, insomma qualcuno di Cepino, insomma qualcuno andremo a vederli insieme, Fabio, andremo a vederli insieme, perché secondo me al di là del calcio, del Cosenza Calcio dove ci hai ospitato e noi lo seguiamo sempre con passione, quello che sappiamo, il calcio a 5 va seguito anche argentini, brasiliani, non c'è solo il calcio a 11. Ti dico una cosa veloce, non è facile nemmeno seguire perché veramente non c'è un attimo di tregua. No, mi dicevi che ci sono tra l'altro giocatori anche forti sì, tecnicamente, no? Vedi. Quindi c'è un belle società, c'è il Napoli, ci sono squadre anche qui in Calabria, se non sbaglio c'è il Bopalino che è in A2, ci sono altre squadre, però ti ripeto, il calcio la fa da padrona questo Cosenza. Io con la Lupa Lupo sono 28 anni che siamo insieme al Cosenza Calcio e cerchiamo naturalmente di dare voce anche ai tifosi, perché più volte noi diamo la possibilità ai tifosi di esprimere il proprio pensiero sulla squadra del cuore, cioè questa squadra del cuore, come dice il mio amico Elio, 2C. Ci mette 2C del cuore, vabbè, lo saluto, vedi. Tifosi storici, sono i tifosi storici che dicono così. Francesco, inizio con te. Sì, inizio, guarda, ti posso dire una cosa che vado già in controtendenza rispetto al tuo incipit iniziale. Sai qual è, Fabio? Tu, presentando il caro amico Luca qui a fianco a me, dicevi i tempi belli abbiamo avuto. Ma posso dire che anche questi sono tempi belli per il nostro Cosenza Calcio? Guarda, è vero, soffriamo sempre, è una città questa che calcisticamente, Luca, noi siamo abituati forse a soffrire, però stiamo vivendo comunque una Serie B, stiamo vedendo fiori di squadra. La squadra che abbiamo incontrato l'altro ieri al Marulla era una squadra assolutamente che alla spalla, che gioca per vincere anch'essi il campionato. Stiamo vedendo squadre davvero forti. Il nostro Cosenza penso che può essere una buona squadra, ancora non lo è, ancora il mister deve plasmare alcune cose, i nuovi innesti sono entrati, alcuni devono recuperare, altri ci hanno dato già grosse soddisfazioni come Tremolada, però io penso che anche questi siano anni belli, diciamo così, soffriamo ma sono anni belli. Sì, ho capito, ma il tasso tecnico è sceso molto, noi stiamo parlando... vabbè, a proposito di spalle, tu hai avuto anche la spalla per padre, no? Ecco. E lanciato, pensa, uno degli allenatori, diciamo,
big del calcio internazionale, che è Massimiliano Allegri. Ha iniziato con te, Peppe, no? Sì. Ma tu l'hai trovato Allegri? Sì. Come si fatto di Allegri? È una storia lunga, aveva appena smesso di giocare a calcio e aveva appena preso il patentino di allenatore, quindi si affacciava in questa nuova avventura e io ebbi la fortuna di coglierlo e di dargli la possibilità di iniziare. Era ancora alle prime armi a Ferrara, però per un allenatore giovane, aveva 36 anni, allenare subito la Spalla in Serie C era una grande soddisfazione e lui all'inizio mi fece arrabbiare un po', ma poi pian pianino ha cominciato ad andare dritto per la sua strada e si vedeva che era un Ma lui, so che siete molto amici, molto riconoscenti a te, vedi, la cosa bella nella vita è questa, è la riconoscenza che poi c'è. Ma infatti io ho fatto una trasmissione con tuo padre durante il lockdown, no? E quindi molti che sono intervenuti a questa trasmissione, addirittura anche Salvatore Miceli, ma da Paschetta, tutti quanti, Cio Marino, insomma chi è intervenuto, Valotti stesso, sono stati tutti riconoscenti a voi come nella vita chi si comporta bene semina, poi alla fine raccoglie, per cui voglio dire i rapporti umani, i rapporti anche di amicizia con tutte le persone che hanno diciamo, collaborato con noi nel mondo del calcio poi sono stati mantenuti e si sono rafforzati nel tempo. Poi, come diceva giustamente Francesco, al di là delle valutazioni è sempre difficile paragonare le due ere. È chiaro che ai nostri tempi era proprio la Serie B, che era un altro tipo di campionato, si giocava contro il Napoli, contro il Genoa, contro la Sampdoria, contro il Torino, era una B importante, era quasi una 2. Immaginiamo che il Cosenza a quei tempi, per 5 volte, 4 volte piene, una così abbiamo sfiorato la Serie A, significa che nel tempo avevamo costruito con calma un progetto vincente che probabilmente per sfortuna o per negligenza ci ha impedito di arrivare a questo famoso sogno di raggiungere la Serie A. Quello di adesso è tutt'altra storia, è una B che si è abbassata di livello in generale e probabilmente, come abbiamo sempre detto tante volte, al Presidente Guarascio va riconosciuto il merito assoluto di aver portato nuovamente il Cosenza in Serie B, ma il demerito di non dare quel colpo in più per dare soddisfazione e far sognare i propri tifosi. In realtà io ho sempre detto, e questo è bene ribadirlo, nel calcio non c'è un discorso che conserva i risultati, non è che un presidente per 2 anni fa un bel risultato e per questo il terzo si può sedere, perché chiaramente dopo 2 anni fatti bene, se il terzo non ripeti vieni contestato, altrimenti spiegatemi perché Berlusconi abbandona il Milan tra i fischi e perché Moratti dopo tutto quello che ha fatto nell'Inter va via dall'Inter contestato. Significa che nel calcio devi sempre inseguire dei nuovi obiettivi e non basta alla gente dire ho riportato il Cosenza in B, perché la gente vuole andare avanti. Se tu ogni anno li porti all'ultima giornata, a gente che è abituata ad andare allo stadio e vedere e quant'altro non gli va più bene. E quindi il Presidente deve cambiare passo. Lo so. Ne approfitti io, Fabio. Lui viaggia lentamente, però i piccoli passi, c'è un signore che ha scritto, infatti a proposito di piccoli passi, vedi, signor Di Porto, buonasera, a lei i suoi ospiti, la politica dei piccoli passi, alla fine pagherà, ci salveremo sicuramente, a noi piacciono le cose difficili. Cosa ne pensate? Infatti è vero, le cose difficili, perché poi non bisogna nemmeno soffrire più di tanto, Francesco. No, siamo d'accordo, però guarda, io ne approfitto stasera, sono contento che mi ha invitato proprio questa sera, anche se l'altra volta ti ho bidonato e chiedo scusa, ero fuori a Reggio per lavoro, e sono contento che mi ha invitato anche con l'amico Luca, sai perché? Possiamo approfittarne tutte e tre, se siete d'accordo, se i nostri telespettatori sono d'accordo, per approfondire quello che secondo me manca al Cosenza di oggi. Sai che cos'è? Quello che invece non ha detto Luca poc'anzi è la programmazione. Noi dobbiamo essere davvero grati a Guarascio, non ci mancherebbe altro, ma quando in una società di calcio, in una società di Serie B manca la programmazione, al Cosenza lo stiamo dicendo da mesi, manca la programmazione. Io non posso andare a comprare i giocatori sempre al mercato di riparazione a gennaio o i primi di febbraio. Se mi faccio la squadra a maggio, a giugno, è chiaro che io vado a giocare per quegli obiettivi. Quello che ho detto io all'inizio, no? Anzi, guarda, ringrazio la regia, sono stati rapidi, guarda, mi hanno rintracciato tramite Skype, niente proprio di me, nemmeno per telefono, tramite Skype, Gaetano Piro, che lo vedo in bassa frequenza. Gaetano, ciao, scusami, ciao, buonasera.
Ti abbiamo disturbato, Gaetano. Allora, siccome abbiamo aperto il discorso della calcio a 5 a 2, complimenti ancora per tutto lo staff e la società, veramente state facendo bene perché Francesco si vuole avvicinare a questo sport. Verremo anche, a vedere il calcio a 5. Come sta andando, Gaetano? Buonasera a tutti. Allora, sta andando molto bene, diciamo che visto i periodi non ci possiamo lamentare. Ancora dobbiamo recuperare qualche altra partita perché causa Covid sono state rinviate. Sì. Però ecco, le stiamo giocando al massimo delle nostre possibilità. Sabato abbiamo raggiunto una vittoria, diciamo, all'ultimo Sì, con momento. Piazza Armerina, se non mi sbaglio, Piazza Armerina. Sì, sì, è stata una vittoria, diciamo, che l'abbiamo azzannata all'ultimo, e quindi siamo contenti del risultato che abbiamo portato a casa. Guarda Gaetano, io quello che dico più volte, ho detto togliete questi figli dalle PlayStation, dagli smartphone, dai computer, portateli al basket, al pallavolo, al calcio a 5, al calcio normale, perché anche per voi, voglio dire, questo calcio a 5 è veramente favoloso, è rapido, un gioco di veramente, a me piace tanto perché è tecnico, cioè parliamoci chiaro, è diverso, diciamo, è tecnico. Però vi devo fare i complimenti perché avete una società, avete creato un entourage veramente bello, favoloso, con i dirigenti, l'accompagnatore, cioè tutti in divisa, avete fatto veramente una Serie A e questo vi va dato atto, perché molti non sono a conoscenza che a Cosenza c'è questa squadra e quindi siccome siete lì al Palaferraro, a proposito saluto anche Pino Fuoco, il Palazzetto dello Sport di Via Popilia, dove ogni settimana sul parquet arrivano società importanti, quindi Peppuccio abbiamo accesi i riflettori anche su questo sport. Avete fatto benissimo. È vero? Sì, e faccio i complimenti al Presidente. È una bella realtà, queste sono delle immagini che stiamo mandando alle parti, però voglio dire, se Gaetano, che vuoi aggiungere? Prego, ti lascio la linea per io aggiungo che aspetto numerosi i tifosi che ci vengano a trovare al palazzetto appena ci sarà la possibilità, però in questo momento stiamo dando la possibilità di seguire le nostre partite tramite streaming, sì, sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro sito ufficiale. Quindi abbiamo cercato di trovare un modo per essere vicini ai nostri tifosi e a chi si vuole avvicinare a questo sport che sinceramente a Cosenza non è tanto pubblicizzato, però noi siamo partiti quest'anno con l'obiettivo di creare una nuova piattaforma e un'alternativa al calcio che però diciamo si ci avvicina tantissimo. C'è qualche giocatore cosentino? Sì, c'è Pari De Marchio, nella vicenda di ecco, Piromali, ci sono dei giocatori. Qualcuno bravo? Anche Piromalo, quindi, ma abbiamo anche Canonaco, ce ne abbiamo più di uno ragazzo di Cosenza. Chiaramente puntiamo a migliorare la nostra, diciamo, cantera. Certo, perché avete di giocatori, chiaramente per poter attingere sempre a giocatori cosentini e calabresi, ecco. Che è la cosa più importante, spazio a questi calabresi e a questi cosentini. Gaetano, poi naturalmente hai dei giocatori nazionali sia argentini che brasiliani, ti faccio i migliori auguri, se vuoi salutare qualcuno, quando ritornate in casa, se non mi sbaglio, sabato prossimo. Allora siamo sabato contro il Bovalino, benissimo. Un abbraccio anche agli amici di Bovalino, quindi per tutti voi. Peppe, se vuoi salutare. Un saluto affettuoso e in bocca al lupo. Vanno ringraziati perché questi investono anche i cosiddetti sport minori, no? Perché sono sport minori, il basket. Ed è vero, perché all'epoca abbiamo avuto anche la pallanuoto, no? Poi è andata a finire. Ma però ti voglio dire, ci sono questi imprenditori che credono in questo progetto. In altri sport che non siano soltanto il calcio. Bravo. Allora, Gaetano, un in bocca al lupo, una lupa al lupo. Grazie mille, buona serata. Grazie, scusa tanto se ti abbiamo disturbato. Allora, però che regia che tieni, come parla? Magari mi chiamano pure il direttore sportivo del Monza. Tu ricorda Pippo Antonelli? Ce lo ricordiamo bene. C'è una telefonata, però mi dicono anche sulla linea. Chi abbiamo? Pronto? Le 21. Che ore sono le precise? 21 e 14. Buonasera, chi sei? Prego. Ciao Fabio, sono Pino da Cerisano. Pino da Cerisano, buonasera, benvenuto Pino. Alza un po' la voce tu direttamente. Sì, sì, adesso sì, prego.
Ok, saluto i tuoi ospiti, saluto Pagliuso e il Mannarino, il giornalista. Niente, io volevo intervenire perché stavate parlando dei bei tempi, io ero lì in curva ai bei tempi quando Pagliuso ci ha regalato anni e anni di Serie B e giustamente, come dice Luca, scusa ti do del tu, è giusto che un presidente deve sempre andare avanti, perché se si ferma alla Serie B senza un progetto per andare avanti e per portare una società ai livelli massimi, è normale che poi la gente si stufa. Infatti io ricordo un Cosenza Chievo, eravamo primi in classifica e c'erano di 4.000-5.000 persone allo stadio, quella serata era freddissima, faceva freddo, che poi abbiamo pure perso, siamo stati campioni di vendita, ma abbiamo fatto davvero, abbiamo sfiorato la Serie A, erano anni fantastici. Peccato poi è andato a finire male, perché poi insomma col fatto della Fiorentina, il Cosenza del Pallino, tutta quella storia che ci ha portato poi veramente grosse depressioni a livello cittadino. Comunque adesso ci siamo. Guarascio che deve fare? Guarascio innanzitutto deve cominciare a pensare a trovare un direttore sportivo, perché col fatto che Tringhera va via, e se oggi siamo ancora qui è perché Tringhera ha fatto un lavoro certosino, perché senza soldi cercare di costruire una squadra che resti in Serie B non è facile. Ha avuto la fortuna di trovare gente svincolata, che poi si è rivelato come il francese, che adesso a Crotone lo tengono anche fuori squadra in panchina, insomma ce lo potevano pure prestare comunque. Ha avuto insomma questa fortuna. Oggi il Cosenza pecca perché abbiamo un padrone che è Guarascio, e dietro quella società non c'è nessuno, manca un direttore sportivo, manca tutta una certa situazione anche con gli sponsor, perché non è che io ho saputo che c'erano amici sponsor che non riescono neanche a pagare quote perché nessuno li contatta, cioè arriviamo proprio a livelli proprio come se i soldi non servono, perché se gli sponsor mi dicono ancora non mi hanno chiamato, io gli voglio dare i soldi ma non c'è nessuno che mi contatta, resti un po' così allibito, perché dico veramente manca un progetto dietro questo Cosenza. Quindi secondo me, oltre fare la squadra eccetera e comprare i palloni, Guarascio dovrebbe cominciare a pensare seriamente a rimoduare il suo hobby, farlo diventare un hobby un po' di tutti, quindi far partecipare la città, cercare altre quote se non vuole cedere la sua e passare mano, cioè di cercare, perché noi come tutte le altre province, Catanzaro, Crotone e Reggio, anche noi vogliamo provare la Serie A, perché non è giusto che Cosenza è l'unica provincia, la più grande della Calabria, che non ha visto la Serie A. Va bene, sei stato chiaro, il tuo messaggio Pino è arrivato perfettamente, sei stato chiarissimo, grazie per la telefonata. Fabio, grazie, saluti e forza Lupi sempre. Allora, ciao. poi una cosa che devo dire, Francesco, perché poi alla fine che succede? Chiamano sempre i tiratori. Allora, questi giornalisti che purtroppo chi fa televisione, fa radio, fanno sopra i muri, scrivono dappertutto, capito? I siti internet, ogni mattina ti alzi, c'è gente che fanno programmi. Voglio dire, il problema qual è? Che qua se dici parli male e dici le cose come stanno, sei un tiratore. Parli bene e sei un lecchino. Cioè, voglio dire, fatemi capire che dobbiamo dire. Cioè, io penso che oggi la cosa più importante, cioè questa società, per carità, nessuno sta criticando. Parlava di programmazione Francesco Mannarino, perché è vero, perché se tu ogni anno ti trovi poi a fine gennaio senza squadra, ti ritrovi senza squadra, ma io con la provocazione che ho fatto l'altra sera era appunto questa, io ho detto sono 28 anni che faccio questa trasmissione, anzi la fate voi perché io sono qui medio, conduco e faccio quello che posso fare, però la fate voi perché vedete, chiamate, esprimete il vostro pensiero in diretta, perché non è che questo signore ha chiamato, mica abbiamo chiesto che deve dire, uno esprime il proprio pensiero, naturalmente se poi si va oltre ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, però ripeto, il mio obiettivo è quello di fare parlare voi, di esprimere i vostri pensieri, di suggerire anche a Guarascio come l'avete fatto, anzi a Pagliuso ci prendete i Petre, perché scusate le pietre, proprio Petre d'Ogliuto, è andato ufficialmente nella sua terra, fatto di Petre, capito? Petre se n'è andato, però si è accordato voglio dire, e allora
è ovvio che uno ti diceva la provocazione che avevo fatto, se il prossimo anno si riparte a giugno o a luglio vai in ritiro con 10 persone, io non la faccio più a trasmissione, ma era una provocazione che fa, molti mi hanno scritto, ma ti freghi Guaracci, tu fallo lo stesso, per carità. Eccolo qua, il grande capellone in diretta insieme a noi, guarda, e ride, vedi che ride. Allora, ciao Alberti, guarda chi c'è stasera. L'hai visto chi c'è stasera? Guarda bene. Presidente. Il grande Alberto, è un piacere vederlo e sentirlo. Allora Alberti, allora, facciamo un punto su questo campionato. Domani c'è un'altra partita difficile, abbiamo fermato la SPAL, qualcuno dice ma sai c'è il gol regolare ad Entella, il gol regolare con la SPAL, ma ogni tanto insomma che ci va bene, non è che, un po' di fortuna. Un po' di fortuna ci vuole pure, no? Prego Alberto. Teniamoci sto punticino, l'avevamo detto che non si vince in casa da 11 partite, però questa non era sicuramente la partita facile per vincere. Poi abbiamo visto anche come è andata la partita, voglio dire, abbiamo fatto un punto meritato, c'era qualcosina in più per la SPAL, c'è stato un gol annullato, ma va bene così questa volta, però adesso la classifica, non dico che si fa preoccupante, però bisogna stare molto attenti. Io sto vedendo che a lottare con noi per questa permanenza in Serie D ci sono squadre importanti come Regina, Brescia, Cremonese, Vicenza, che poi hanno, voglio dire, sono squadre blasonate e anche di un grande spessore, e quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo fare sta partita domani a Cittadella, che non è facile perché ha dimostrato anche domenica a Cittadella da 0-3 a Brescia è riuscito a pareggiare, e poi affrontare la Regina in casa, e lì dobbiamo pensare di vincere questa partita, al di là del valore della Regina. In casa devi vincere perché altrimenti la salvezza comincia a essere, voglio dire, un po' difficile. Perché qualcuno, Alberto, parla, ma è possibile non riusciamo a vincere una partita in casa così, in questo modo, diventa difficile, certo, con i 3 punti, no Francesco? Assolutamente, quello che diceva benissimo Urban poco fa. A noi ci manca la vittoria, sì, siamo andati a prenderla fuori casa, ma in casa mancano questi 3 punti da ormai troppo tempo. È pur vero che non era forse la partita ideale quella con la SPAL, l'ho detto all'inizio della trasmissione, è una squadra assolutamente forte, però noi perché non possiamo pensare di vincere anche con una squadra forte? I 3 punti mancano, e io penso che, non lo so se a Cittadella sarà possibile, ma lì dovremmo fare uno sforzo, che è quello che il mister ha chiesto ai giocatori. Se è possibile andiamo a vincere anche a Cittadella, ma prendiamoci questa vittoria tra le pure amiche, perché se no altrimenti la penso come Urban. Questa contro la Regina, dai, contro la Regina lunedì 15. Peppe, che vuoi salutare Alberto? A parte che Alberto io lo saluto sempre affettuosissimamente. Alberto, per chi non ha avuto il piacere di vederlo giocare, perché, sulla fascia, no, ma al di là della fascia, Alberto era un giocatore straordinario, oltre che rimasto legatissimo alla nostra città, alla nostra squadra. Poi in quei tempi giocatori forti ce n'erano tanti, però per me l'idolo era Alberto, ed era il giocatore più forte in assoluto che aveva il Cosenza in quei periodi. Se Alberto potesse giocare ai tempi di oggi, giocherebbe in Serie A facile, perché era un giocatore veramente meraviglioso. Poi dopo il legame con Alberto è continuato, ha dato un contributo eccelso nel nostro settore giovanile, è cresciuto con noi in tutto l'iter del settore giovanile, quindi i rapporti sono splendidi, e tutte le volte che lo vedo e lo sento è sempre un piacere per me. Che bella cosa, una giornata di sole, anche tu sei a Cava dei Tirreni. Prego, tu sei a Cava dei Tirreni, no? Che bella una giornata di sole, prego, che bella cosa. Le ultime cose che ha detto le ha dette giuste, che poi potevo giocare tantissimo in Serie A solo perché siamo tanto amici, ma io tu lo sai quando, e gliel'ho detto anche alla famiglia Pagliuso, vi ho ringraziati veramente per i 9 anni che mi hanno fatto fare sia da calciatore sia da allenatore, da dirigente, e c'è un rispetto enorme per loro e sono la storia del Cosenza. E poi c'è un rapporto che continua nel tempo, e Peppe lo può dire, siamo amici veri, ecco, non ci si vede perché purtroppo c'è un po' di distanza anche in questo periodo, però veramente noi dobbiamo anche ringraziare il Pagliuso per quello che hanno fatto al Cosenza. Però vedi, oltre è una riflessione che voglio fare, oltre al calcio diverso che era allora, però Peppe, io questo ho notato, chi è andato via da Cosenza è rimasto legato alla città di Cosenza. Oggi che vanno via questi giocatori non spariscono, non si sa niente più nessuno, cioè, capito? Questo voglio dire. È quello che io ho sempre detto, sono i rapporti che bisogna coltivare, e chi semina raccoglie.
solitamente, e noi con i nostri collaboratori abbiamo sempre avuto un rapporto familiare al di là che professionale, e questo poi dopo ci ha messo nelle condizioni di relazionarci e di rimanere amici veri, come dice Alberto del Tempo. E Alberto è veramente un amico nostro e un amico di Cosenza. Allora Alberti, aspetta, c'è una telefonata, ci sono tanti messaggi, proprio saluto il mio amico Massimiliano Rocchetti, che è il marketing di TEN, un abbraccio Massimo, Massimo mi segue ogni sera, poi lo saluto perché è lì con le bimbe, ci segue, grande tifoso del Cosenza. C'è una telefonata, chi abbiamo? Pronto? Sì, prego, chi sei? Sono Mirko da Cosenza. Prego Mirko, avvicinati un po' al telefono perché si sente lontano la tua voce, prego. Sì. Buonasera, sono Mirko dell'Alcol, Fabio, buonasera. Buonasera Mirko, cosa vuoi dire? Veloce che devo andare in pubblicità, volevo prego. salutare un gente Urban, volevo salutare, che ci ha fatto veramente sognare a Cosenza, come ha detto Luca. Ciao Mirko, buonasera, ciao. Ti saluta anche Alberto. Loro sono il gruppo Alcol Group, naturalmente gruppo storico. Un altro saluto lo voglio fare a Luca, al papà di Luca, a Fabio, al papà di Luca. Grazie. Paolo Fabiano Pagliuso, che ci ha fatto divertire a Cosenza, oltre a essere un grande tifoso, amato il Cosenza. E io non lo dimentico. Ricambio con affetto. Queste cose non le dimentichiamo noi della curva. Grazie. Un abbraccio Mirko, grazie per la telefonata. Forza Lupe. Grazie, ciao. Allora, ciao Urban. Alberto, naturalmente ti ricordo, Alcol Group è un gruppo storico, diciamo, della curva cosentina, sono dappertutto e quindi ecco, vedi, fa piacere anche che chiamano e ti salutano con affetto, vedi che bella cosa, anche al papà di Peppe. Prego Alberto, poi ti lascio, cosa vogliamo aggiungere e cosa vogliamo dire ai tifosi in questo momento, diciamo così, di stallo? Ecco. I tifosi che dobbiamo un po' pazientare, facciamo anche questa partita, mi sa che mancano 3-4 giocatori, anche questo non è un fatto positivo per domani, ma sicuramente io credo che quando avremo Trotta in condizioni buone e lo stesso Bakogu, io credo che il Cosenza sia una buona squadra. Dobbiamo fare queste vittorie in casa perché c'è bisogno e perché tutte sono partite che bisogna vincere, perché senza queste vittorie veramente si mette male. Un grande abbraccio al mio presidente lì, un abbraccio al mio vicepresidente Fabiano Giovanni Pagliuso qui a casa e a presto Fabio. Un abbraccio Albertino, un abbraccio grande. Ciao. Saluti affettuosi, Albi. Allora, salutiamo Alberto. Qualcuno scrive: perché non invitate il Presidente nello studio per chiarire tutte queste vostre proposte? Forza Presidente. Vabbè, comunque abbiamo tante telefonate. Salutiamo Alberto, dobbiamo andare in pubblicità. Allora, ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria. Sono le 21:27, la linea alla nostra regia centrale, dove c'è Giuseppe Costanzo. A te la linea fra poco. Eccoci ritornati in diretta, amici telespettatori, in diretta su TEN con Al Lupo insieme a me questa sera ospiti Luca Pagliuso e Francesco Mannarino della Gazzetta del Sud, da qui a poco, come ho detto, sentiremo Pippo Antonelli. Lo ricordi? Lo ricordo bene, un bel giocatore, Fabio. Adesso è stato un bel giocatore. Sì, è beato lui, perché come direttore sportivo del Monza so che ha un budget sicuramente non pari a quello del Cosenza, assolutamente non penso sia lo stesso budget. Che poi non è detto che tu hai un budget grosso e vinci in campionato. Sicuramente, però sai, più disponibilità, il calciomercato, Luca ci insegna. Allora, non mi mettete in linea su chi è in linea, pronto? Sì. Pronto? Sì, noi siamo pronti, prego. Sono Franco Chiarello, buonasera. Prego. Del gruppo Accaniti dei disabili. Sì. Volevo fare una riflessione, mi dovete dare 2 secondi di tempo. Sì. Uno, due. Ciao, grazie, arrivederci. È finito il tempo. Il signor Guarascio deve capire che i tifosi vogliono andare in Serie A. Se lui... No, fatemi finire. Per cortesia, fatemi finire, che è da venerdì che devo prendere la linea. Fatemi cacciare questo rospo, che io lo dico chiaro, non ho paura, mi chiamo Chiarello io, quindi, allora voglio dire, il signor Guarascio deve capire che Cosenza è matura per andare in Serie A. Sì. Se lui non ha voglia, non ha i mezzi
e non vuole andare in Serie A, che ci parlasse chiaro, dice voi volete andare in Serie A, io non ho voglia, non ho i mezzi, lascia la chiave al sindaco e dice siccome la città vuole andare in Serie A, io non ce la posso portare. E dobbiamo smetterla di dirlo, che se non c'è Guarascio come facciamo? Intanto lascia la squadra, poi si vedrà, perché noi vogliamo andare in Serie A, perché non è possibile che sono 30 anni che stiamo fra Serie B e Serie C con l'affanno di salvarci, facciamo i miracoli e non facciamo i miracoli. I miracoli una volta succedono, sempre Franceschi Paoli fare i miracoli e nessuno ciò. Io penso che Guarascio deve mettere mano al portafoglio e non deve mortificare la storia gloriosa del Cosenza Calcio, che è finita con Fabiano Pagliuso. Vabbè, allora l'hai detto, mo io ti rispondo a nome mio, però penso che quello che dici può essere anche vero, però è ovvio, questo Cosenza non è andato mai in Serie A. Ci ha provato tante volte con la famiglia Pagliuso, poi ne parliamo dopo di loro, sono arrivati diciamo tutti i fallimenti, ci ha messo mano la politica, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, abbiamo tutti gli anni del buio totale del calcio cosentino. A seguire, e tuo papà l'aveva detto, perché mi ricordo in una trasmissione da Lupo a Lupo, il papà disse, quando vado via io, perché mi contestate aerei, peggio, coach, sempre con fatti peggio. Andate a vedere lo Zumpano. Ha detto in una trasmissione da Lupo a Lupo, quando andrò via andate a vedere lo Zumpano. In realtà abbiamo giocato con Fincantieri Palermo, con lo Spezzano, cioè voglio dire, è successo quello che aveva detto. Fatto sta che è arrivato Guarascio con 10-12 imprenditori individuati dall'amministrazione comunale di Cosenza e strada facendo questi altri 8, 9, 10 sono andati via e è rimasto solo lui. Lui dice io prendo questa squadra, tu pensa che il calcio è qua e Guarascio è su Paluna, sono due cose distinte e separate, quindi di che stiamo parlando. Ora che diciamo si è appassionato, comincia a capire un po' di calcio, perché non sapeva cos'era il calcio, capito? Ora tu dici una cosa, siamo stanchi, sì, quando sono 8 anni, anche lui 9 anni, sì. È ovvio che 8. Quello che noi stiamo dicendo, per carità, in un momento difficile di una crisi mondiale economica, c'è una situazione difficilissima, è pur vero che se investi non è che dici che vinci, però quello che ho detto io, che 2 più 2 fa 4, non è che fa 21, cioè a giugno se tu individui e hai 7-8 giocatori di buoni, di categoria, e vai in ritiro e ne aggiungi altri 4-5, non è che devi vincere il campionato, vai a giocarsi i playoff. Poi se li vinci, perché i playoff sono una lotteria, del resto l'abbiamo visto, con la Serie B siamo arrivati noni, ottavi, Serie C, sì, giusto in Serie C, sì. E abbiamo vinto i playoff, abbiamo vinto Usina, abbiamo vinto a San Marzeccio, voglio dire, e l'hai vinta, sei andato in Serie B, se no cominci in Serie B. Allora questo sto dicendo, allora cerchiamo di stare calmi e tranquilli, perché è ovvio che il budget che ha Guarascio non è certo il budget dell'Empolo di altre squadre, o del Monza, allora, eccolo qua, ciao Pippo. Come stai? Buonasera e benvenuto. Ciao, ciao. Ha detto bene il Monza, hai visto che bella cosa? Sì, sì. Allora, no, stavo dicendo, un tifoso ci ha chiamato poco fa e ha detto, dice, siamo stanchi della Serie B, bisogna, questa città deve andare in Serie A, non è possibile, il Crotone c'è, la Regina c'è andato, il Catanzaro c'è andato, cioè, anche noi vorremmo, diciamo, un giorno giocare contro Milan, l'Inter, la Juventus, ci mizzica Cosenza Juventus, Cosenza Inter, capito? Uno sti bambini. Allora, però è un sogno che rimane sempre nel cassetto. Pippo, gli anni tuoi a Cosenza sono stati bellissimi, c'è qua il tuo ex direttore generale. Io lo saluto con grande piacere a Filippo, perché è un ragazzo che merita tanto e diciamo che Cosenza è stata per lui un po' il trampolino, perché lui era in Serie C, è venuto a Cosenza, ha fatto subito benissimo e poi ha fatto una brillante carriera che è in linea con quelle che erano le sue qualità. È un ragazzo che merita tutto quello che sta continuando a fare, perché adesso da direttore sta facendo molto bene e gli auguro di raccogliere tutte le soddisfazioni di questo mondo. Allora Pippo, adesso eri l'unico che saltava l'uomo, perché tu se pigliava palla a te, insomma ti pigliavano facilmente, è vero? Lo ricordo bene, quindi voglio dire di che stiamo parlando. Senti Pippo, che vogliamo dire di questo tuo Monza? Che vogliamo dire di questa tua squadra che diciamo... Intanto ringrazio il presidente Pagliuso, perché veramente per me Cosenza è stata il trampolino verso il grande calcio. Cosenza
veramente è stata per me una grandissima scuola di vita e mi ha dato quella consapevolezza per provare a fare qualcosa nel calcio. Io venivo dalla C, ho sofferto un po' all'inizio, però mi ricordo che il presidente veniva a vedere pure le partite in primavera e dopo sono sicuro che ha contribuito anche lui a lanciarmi nella prima squadra. Quindi prima cosa ringrazio il presidente. Cosa posso dire? Io in questo momento sto vivendo in una realtà dove sono a fianco a delle persone che hanno vinto tutto e quindi è chiaro che ogni giorno mi ripetono che bisogna vincere e io cerco di ripeterlo ai calciatori e a tutti quelli che mi stanno attorno. Senti, che campionato sarà questo? Al vertice naturalmente, poi si stanno inserendo anche le altre e in coda, poi qua basta vincere un paio di partite, Pippo, e sei primo, ne perdi 2 e sei ultimo, insomma. Vabbè, storicamente il campionato di Serie B nel girone di ritorno riserva tantissime sorprese, quindi basta vedere anche il Cosenza l'anno scorso, no? Mi sembra che dopo il lockdown ha fatto un finale di campionato pazzesco. Bisogna vincerà chi più avrà l'equilibrio e più diventerà gruppo e chi più crede di arrivare a un obiettivo. Ci sono tante squadre per quanto riguarda la lotta a promozione in pochissimi punti e dietro chi sembrava spacciato adesso improvvisamente ha iniziato a far punti, quindi mi aspetto un girone di ritorno veramente competitivo. Allora, Francesco Mannarino, abbiamo della Gazzetta del Sud, cosa vuoi chiedere? Sì, volevo chiedergli una curiosità personale, ovviamente, che ricade sul nostro Cosenza Calcio. Gli Ozzi, per esempio, che l'anno scorso è stato a Monza, che non so se hai un'idea di che giocatore, se può essere utile alla causa rossoblù, perché finora ha giocato, ha avuto dei minuti in campo, però non si è espresso, secondo me, come invece potrebbe essere. Quindi un parere sugli Ozzi e poi una curiosità, dicevo, personale, se nel calciomercato di qualche settimana fa c'è stato qualche giocatore che poteva passare dal Monza al Cosenza o comunque vicino alla nostra squadra. Allora, personalmente penso che Ettore Liozzi sia un ottimo attaccante che ha bisogno di trovare qualche gol con continuità per poi esplodere definitivamente. Io credo che possa essere molto utile alla causa del Cosenza. Credo che sia un ragazzo che in Serie C ha fatto sempre bene. L'anno scorso da noi chiaramente è arrivato con grandissima aspettativa, ma è arrivato all'ultimo giorno di mercato e c'erano già altri attaccanti che erano partiti forti, quindi lui ha trovato meno spazio, ma è un ragazzo che comunque con noi ha fatto bene e spero che possa... Ho seguito le vicissitudini di Ettore, insomma è arrivato, poi dopo si è fatto male, poi dopo ha avuto il Covid, insomma ci vuole un attimo secondo me di pazienza, bisogna aspettare questo ragazzo, sono convinto che potrà essere molto utile alla causa rossoblù. Sul mercato di gennaio no, c'è sempre stato un buonissimo rapporto con il direttore sportivo, con Trinchera, con il Cosenza, ma non... c'è stato qualche approccio su qualche giocatore, ma noi non abbiamo deciso di muovere quelli che magari ci avevano richiesto. Senti Pippo, domani se non mi sbaglio siete a Vicenza voi, giusto? Sì. Questa è una Vicenza che sta facendo bene, nessuno ci scommetteva un euro, ecco, vedi poi come non è detto. Il campionato di Serie B è strano. La Serie B è un campionato difficilissimo. Mutti all'epoca diceva, mi ricordo, i campionati si vincono da marzo in poi, no Luca? È vero. Te lo ricordi? Come no. È così. Che vogliamo dire? Pippo, io ti volevo chiedere poi un pensiero su questa città di Cosenza, dove tu, diciamo, non vieni più, però insomma sei rimasto un po' legato perché so che ti senti con tanti amici. Sì, ma io ripeto quello che ho detto prima, sono stato benissimo e non vedo l'ora di tornarci e non vedo l'ora che magari possa essere magari una data, quella del ritorno, che sia favorevole sia al... No, comunque vedi, scusa, per tornarci vedi che va via Trinchera, magari Guarascio può prendere a te per il prossimo anno. Certo, però non hai il budget che è il Monza, tu dicimo prima, no? Mettiamo le mani
intendevo venire a festeggiare insieme, magari con lo stesso obiettivo, intendevo questo. Sicuramente mi farò un giro a Cosenza Vecchia, perché lo facevo all'epoca. Che bella cosa, questo centro storico che è bellissimo, hai fatto bene a ricordarlo. Pippo, che dirti, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, ti facciamo un in bocca al lupo, speriamo che questo Monza ritorna in Serie A, insomma, l'augurio. Non c'è mai stato. Ritorno, scusa, che va in Serie A, non c'è mai stato. Vedi che poi perché Galliani ci tiene a questa cosa qua, perché prima di stare al Milan, di andare al Milan, racconta che ha fatto 9 anni nel Monza. In quegli anni lì il Monza ha perso ben per 4 volte la Serie A per un punto, una volta anche uno spareggio, quindi la sua missione è quella di portare a tutti i costi il Monza in Serie A. Purtroppo noi, caro Pippo, ne sappiamo in qualcosa. Questa valle di lacrime del profondo sud non abbiamo nessun Galliani, non abbiamo nessuno che purtroppo ci viene a tendere la mano, dice va, portiamo sto Cosenza in Serie A. È difficilissimo, ce l'auguriamo che oggi o domani anche noi, ma sarà difficile, o un ucinese o un coreano, non lo so, se c'è qualcuno dalla Cina, da Abu Dhabi che ci ascolta con un Emirato, che viene qua e dice voglio portare questa Cosenza, dare la felicità a questi giovani ragazzi cosentini, a questi bimbi, di vedere Ronaldo a Cosenza oppure Lukaku, capito? E questo è quello che ci... Comunque, Pippo, scherzi a parte, che sicuramente non è detto che poi investi e pigli giocatori importanti e vinci i campionati, non è facile, quindi bisogna stare sempre sul pezzo fino allora. Adesso Peppe, se vuoi salutare Filippo, gli auguro, ripeto, di concludere bene l'annata, ma Filippo sono certo che sia un direttore lungimirante, di qualità, capace. Tra l'altro abbiamo tanti amici in comune che mi raccontano della sua laboriosità, della sua grande voglia, e sono certo che riuscirà anche in qualità di direttore sportivo di ottenere i risultati che ha avuto da calciatore, perché Pippo in realtà ha lavorato tanto per arrivare da calciatore, e sono certo che si ripeterà da direttore, per cui gli auguro le migliori cose. Grazie. Pippo, in bocca al lupo per domani sera, speriamo che fai il risultato e vinci, va bene, magari ti portiamo bene, perché al lupo porta bene, devi sapere, che bene. Così lo facciamo tutte le settimane. Ogni settimana ti chiamo, ti porto in Serie A anche a te, poi vengo anch'io, va bene. E poi sempre questa cosa che non si sa mai, qualche Emirato si viene in Calabria, poi ti chiamiamo, va bene. Poi anche che Guarace esce pazzo, magari chiamiamo Antonelli perché voglio andare anche in Serie A, non è detto, noi lo stimoliamo, capito? Siamo da stimolo. Un abbraccio grande, in bocca al lupo per domani. Ciao Pippo, ciao. Allora, Fabio, tu ci provi, però noi dobbiamo dire anche un'altra cosa che secondo me è oggettivamente vera. Pur con tutto il rispetto per l'amico di Monza, che è il bravissimo giocatore che è stato Antonelli, ma Trincheri io penso che sia il migliore, o comunque uno dei migliori direttori sportivi che la Serie B può vantare. E quindi, al di là degli Emirati, al di là dei soldi, al di là delle capacità, io penso che abbiamo avuto in quest'anni Trinchera, che reputo più bravo, non so se Luca è d'accordo su me con quello che sto per dire, forse più di Meluso, forse più di altri direttori sportivi che sono stati in passato e che secondo me sono stati molto molto bravi, Mirabelli. Io penso che Trinchera abbia avuto qualcosa in più per la disponibilità che il Presidente gli ha dato, non so se... Io ho già detto tante volte quello che penso a proposito del lavoro di Trinchera, che preciso non è un mio amico, per cui chi mi ascolta potrebbe pensare che voglia spendere delle parole a suo favore, ma lo faccio a prescindere, perché credo che Trinchera abbia fatto un lavoro unico, perché è arrivato qua in Serie C, ha vinto la Coppa Italia, l'anno dopo ti ha portato in B, anzi mi pare che già l'anno precedente aveva fatto molto bene, per cui insomma la sua striscia ti ha riportato in B, ti ha salvato 2 anni di fila, con mezzi abbastanza ridotti, diciamolo pure. Hai detto bene, ed è riuscito sempre a portare dei giocatori importanti. Questo chi? E poi lì Trinchera ha lavorato bene ed è voglio dire, un lavoro fatto veramente con i fiocchi. E quindi gli vanno fatti i complimenti, ma glieli abbiamo già fatti tutti, e la città di Cosenza è riconoscente al direttore per quanto di buono abbia fatto. Il problema qual è? Che se voi pensate, per fare un ragionamento molto semplice, l'anno scorso il direttore era riuscito a portare un attaccante qui a Cosenza che si chiamava Riviere, no? Questo giocatore all'inizio è arrivato che era un po' stanco, comunque non aveva condizione,
pian pianino, man mano che ha trovato condizione, si vedeva ad occhio nudo che era un giocatore importante, no? Per quale motivo nel momento in cui tu porti a parametro zero un giocatore del genere, poi non fai di tutto per conservarlo, gli allunghi 2 anni di contratto e ti sei trovato l'attaccante per 3 anni? No, invece aspettiamo l'ultimo momento, quando poi arrivano le offerte degli altri, i calciatori vanno via e il povero Trinchera deve andare a cercare un altro attaccante, ma questa è una un altro parametro società, zero e un altro... E del presidente, non penso sia di Trinchera. Voglio dire e poi dopo spesso quando si viene a parlare di calcio bisogna dirle le cose, a prescindere dal fatto che uno poi si possa rizelare o meno. Quello che io vedo fare ai dirigenti del Cosenza è anticalcio, cioè tutti i giocatori forti arrivano a parametro zero e vanno via. Vero. Nelle altre società, quando ti accorgi che un giocatore ti sta andando, anche a costo di dargli 10.000 euro in più, 20.000 euro in più, ma lo devi tenere, così costruisci la base. Certo. Roba diversa, e il mercato te lo dimostra, che per esempio i giocatori di proprietà tipo Biles, che è un buon giocatore, a gennaio ti ha portato dei soldini in cassa, ma perché era tuo. Certo. Ma se tu ogni volta il giocatore lo lasci ad aprile, a maggio poi quando arrivano li perdi, poi a Trinchera gli devi dire rifammi la squadra, con quali soldi? Pochi. E tutti gli anni poi non è facile fare sto giochino. Anzi, fammi completare Fabio. Volevo concludere dicendo che oggi il Cosenza ha una grandissima fortuna, perché il Cosenza ha un allenatore che è riuscito da subito a dare idee, è ordinata, c'è il preparatore atletico molto bravo perché la squadra è sempre brillante, conclude sempre alla grande, hai la forza di uno staff tecnico di Cosenza capace, perché tutti chiedono del nostro allenatore, perché vedono giocare la squadra, è possibile che non gli si riesce a dare un organico che parte dall'inizio, poi si sbaglia, perché nel calcio sbagliano tutti, abbiamo sbagliato 100 volte noi e tutti quanti, per carità di Dio, ma parti con un'idea e nel momento in cui c'è i giocatori tienili e fai diciamo la parte centrale e alla fine ti metti in condizione di giocarti le partite con gli altri. Senti, mi scrivono qua una domanda a Luca Pagliuso: se Guarascio lo chiamasse a fare il direttore generale accetterebbe la proposta? Ma allora Guarascio in generale non ha bisogno di consigli, perché io sto facendo semplicemente a scanso di equivoci un ragionamento calcistico e lo faccio da tifoso, quindi non da addetto ai lavori, per cui Guarascio magari potrebbe anche rizelarsi per quello che dico, però mi sembra un discorso talmente limpido che perdere tutti i giochi, per esempio Dermacu, e vado un po' indietro nel tempo, difensore centrale importante, perso a parametro zero, è andato a Parma. Tu a gennaio, se avevi un attaccante come Riviere, non dovevi andare a sbattere la testa, andare a recuperare Ambacoco, andare a cercare a quello a parametro zero, così diventa difficile. A Trotta che non gioca da 3 mesi e speriamo che si riprenda, perché Trotta e Mbakoku sono 2 giocatori che, se stanno bene fisicamente, sono 2 giocatori importanti, ma se entrano in condizione quando il campionato sei già condizionato, e a quel punto non servono più. Aggiungo, per tornare all'attualità, però un passaggio importantissimo: abbiamo 2 centrocampisti oggi che sono Sciodone e Borrelli, che sono nella stessa identica situazione. Sciodone e Borrelli devono essere riconfermati, se no ci troviamo a giugno di nuovo allora, Fabio, scusa, il portiere, sottolineiamo una cosa velocissima: Falcone, che è un giocatore importante, ma è di Serie A, e l'ha portato Trinchera, ha preso un giocatore importante in prestito, arriva qui, si consolida e ritorna alla Sampdoria, e siamo punti a capo. L'anno prossimo per andare finale al portiere. Allora andiamo a Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, perché ieri si è giocato il derby tra Catanzaro e Vibonese. Ci racconta da Calabria 7 il nostro Antonio Battaglia, il collega. Antonio, che derby è stato quello di ieri? Ciao Fabio, buonasera a te, ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Riassumendo brevemente, era il derby del riscatto, come ho titolato anche nel pezzo prepartita, perché Catanzaro e Vibonese erano 2 squadre immerse in un momento delicatissimo e cercavano la svolta da una fase molto difficile della stagione. Nel primo tempo il Catanzaro ha provato subito a prendere in mano le redini del match, ha macinato scorribande nella metà campo avversaria, ma la Vibonese ha resistito stoicamente, chiudendo bene gli spazi e provando a ripartire in contropiede, anche se gli attaccanti non erano stati efficacissimi. Poi nella seconda parte della gara la Vibonese aveva approcciato meglio, era cresciuta in intensità e in coraggio,
cercava anche di affacciarsi nella metà campo avversaria, ma non era stata pericolosissima, quindi un match molto equilibrato fino a poi. Quindi un pareggio ci stava, in poche parole. Diciamo che fondamentalmente il Catanzaro ha macinato più occasioni da gol rispetto alla Vibonese, lo dicono anche le statistiche, però la Vibonese rispetto alle recenti uscite è stata più combattiva, più in partita, più solida, ecco. Più solida. E poi dopo il gol di vada bene a come parli, perché guarda, io ho in collegamento diretto il presidente della Vibonese, niente poco di meno, Pippo Caffo, che ti sta ascoltando ora. Buonasera Presidente. Buonasera Presidente. Come stai Presidente? Qua sto calcio, insomma, siamo tutti a Vibonese con Catanzaro. Gioia e dolori, come dice qualcuno, forse in questo momento più dolori che gioie. Noi ho sentito poco fa Antonelli, Filippo Antonelli, che è il direttore sportivo del Monza, Anno Galliani lì, Presidente. Ma dico, qui in Calabria, insomma, una squadra in Serie A, vabbè, c'è il Crotone, per carità di Dio, Nivrenna. Noi sto Cosenza stiamo cercando. La Caffo non è messo male. Allora, il Presidente ha una bella società, ha una squadra di giovani e c'è il portiere che è bravissimo, Presidente, Marson si chiama, che è bravo veramente. Sì. Complimenti. Sì, ecco, poi. Come tutti sanno, è stato sul punto di passare lunedì scorso, era pronto per passare al Brescia, poi alla fine non se ne è fatto niente. Però vedi, è importante individuare, come diceva Luca Pagliuso, questi giovani che poi li prendi, li valorizzi, ma li devi contrattualizzare, te li devi tenere, perché poi alla fine vanno via, magari tu che fai? Poi rimani di nuovo ogni anno sempre con il sedere a terra, e questo è il nostro. Su questo io stavo seguendo la trasmissione, su questo io perlomeno quest'anno non dico che sono stato fortunato, però siamo stati lungimiranti, l'avevamo già bloccato da tempo, ne avevamo sentito parlare da quando lui era a Palermo, nei ragazzi, e l'abbiamo bloccato assieme ad altri giocatori, e poi giustamente resta con noi quest'anno, poi in estate si vedrà. Senti Presidente, invece il centravanti è vostro oppure Plescia? È vostro oppure di qualche altra squadra? Plescia è diciamo che una parte è nostra, una parte. Una parte. No, perché in effetti lui era tesserato del Renate, però opzione dell'Empoli, c'è tutta una storia, però c'è una storia lunga, però un giocatore di categoria, io l'ho visto fa la differenza, ecco, voglio dire, il ruolo anche dei direttori sportivi a volte, anche questo, come diceva Luca, devi sicuramente trovare dei giocatori diciamo anche giovani dove puntarci, e poi magari fa pure a soldi, come detta la parola tra virgolette, per carità, lo vedi su, però non sempre si può diciamo puntare, fare il biennale, il triennale, perché anche loro vogliono sentirsi, insomma, i loro procuratori vogliono sentirsi le mani libere, tu sei costretto a prenderlo, sai, un anno, 2 anni, dipende da mille fattori. Certo, se uno può bloccare, avere le idee chiare, pensare di bloccare, noi, il nostro direttore in estate ha fatto diverse operazioni, abbiamo anche altri ragazzi interessanti che abbiamo bloccato, ma non tutti sono nostri, e ci sono tanti motivi. Non è facile dire perché non gli fai il biennale. Certo. Dipende da tante cose, Comunque Presidente, ma adesso pensate a vincere qualche partita? So che la prossima è a Pagani con la Paganese. Prima andavamo bene, poi c'è stato dopo il Covid, la verità, diciamo che ci ha condizionato, non dico che ci ha distrutto, ma quasi, perché è stata colpita tutta la squadra, tutta la struttura tecnica, e insomma avere 23 contagiati non è stato semplice, anche ritornare in campo, e poi c'è chi si è ripreso bene, chi meno bene, perché anche su questo ci sono stati, e lo so anche in altre occasioni, ci sono state strascichi, c'è chi l'ha superato brillantemente, chi invece no.
è andata male perché poi la ripresa fisica e tanti altri motivi. Purtroppo noi abbiamo avuto 13 o 14 tesserati, noi che avevamo solamente non è che avevamo un grande organico come numero, anche perché i numeri erano quelli che erano e tutto, e insomma Satella lo conoscete tutti. Me lo so, è stato qui a Cosenza. Senti, Presidente, in bocca al lupo per Pagani, la prossima a Pagani, perché io... la prossima a Pagani speriamo di fare bene, Un abbraccio grande, Presidente, perché ho la fascia delle 22 della pubblicità, io ti ringrazio. Assolutamente, devo dire che ho preso il programma stasera in un canale che non sull'894 Mizzica. Però allora Presidente, con questo discorso digitale terrestre hanno rovinato tutto, perché lui abita all'Imbadi praticamente, Vibo c'è sopra Monteporo, per chi non sa, ricevono la Sicilia, quindi la maggior parte delle televisioni che puntano su Vibo è la Sicilia. Sì. Ripeto, siamo fortunati questa sera, pure su Palotto 100, 900, insomma. Vedo tanti bei volti, questo mi fa piacere. Okay. Mi auguro che mi portate fortuna con questo lavoro che mi state facendo. Speriamo bene. Abbiamo fatto, come ha detto il giornalista che ha parlato prima, non è che abbiamo fatto al meglio, in passato avevamo fatto pure partite molto più, più valide, però poi alla fine c'è stato un gol che... vabbè, Presidente, ci sta pure, dai, l'importante è che dalla prossima è ritornata a vincere, dai, un abbraccio grande anche a Galfano. Un saluto a tutti i telespettatori. Grazie Presidente, grazie, in bocca al lupo. Buon serata signori, buona serata. Grazie. Allora ringraziamo il Presidente Pippo Capri, che poi lui è l'unico, investe su questa squadra e quindi, capito, poi il pubblico non ce n'è, Vibo piccolina, però già una 16 per Vibo è importante e quindi... così. Antonio, un abbraccio, grazie per il tuo contributo che dai al lupo, Antonio. Grazie a te Fabio, un abbraccio a te e ai tuoi ospiti. Questa sera ho detto il paese giù, Isca sullo Ionio, dove porti di Soverato. Al primo colpo. Al primo che ci hai innominato, visto dopo tanto tempo. Un abbraccio, grazie Antonio. Ciao. Un abbraccio. Grazie Antonio Battaglia, allora ci fermiamo, poi entriamo nel rush finale di Al lupo, la linea al nostro Giuseppe Costanzo, la regia centrale, a fra poco, non andate via, restate insieme a noi. Ed eccoci qua ritornati, visto, voi che siete qui perché siamo dallo studio di Cosenza, esterna 1 di Cosenza, quindi ci danno la linea dalla regia centrale di Contrada Couture, quindi c'è il conto alla rovescia, questo tipo che chiama su Paolo. Capodanno. 5, 3, 2, Giuseppe lo sento che grida, vai, sei in onda, ecco qua, e i riflettori si accendono anche questa sera. Allora, Francesco Manarino della Gazzetta del Sud, vogliamo fare un punto su questo campionato, poi potete telefonare e intervenire in diretta se volete. Volentieri Fabio, un campionato di Serie B, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, equilibrato, sia per il livello verso l'alto sia verso il basso. Sì. Parliamo di noi, è chiaro, parliamo della squadra del Cosenza. Chiedo anche sulla Regina. Poi sì, la Regina io la vedo oggettivamente in crescita, io penso che rispetto a noi abbia qualcosa in più, sia a livello di organico, sia a livello di organizzazione di gioco, sia ovviamente di altri fattori, e secondo me da qui a breve abbandonerà questo lembo di classifica. Noi siamo costretti, ai noi, a giocarcela fino alla fine, però io mi professo ottimista, anche in questo caso sono ottimista e positivo. È chiaro, dobbiamo andare a fare punti, dobbiamo venire a fare punti in casa, come dicevamo un po' tutti. Le 4, 5, 6 squadre con cui ci giochiamo questa salvezza, quello che vogliamo, come vogliamo definirli, io penso che rispetto a noi 2 o 3 inferiori alla squadra del Cosenza ci sono, non so se Luca anche su questo si ritrova d'accordo con me, quindi questo mi lascia ben sperare. Poi il mister, lo dicevamo un po' tutti, anche gli interventi che sono stati prima di noi, ha le idee chiarissime, li motiva i giocatori davvero, sia durante gli allenamenti, che purtroppo non riusciamo un po' più a seguire per questo maledetto Covid, ma anche durante la partita stessa. Noi che la seguiamo, che abbiamo la fortuna di seguirla dalla tribuna, sentiamo l'eco, sentiamo le urla, sentiamo l'incitamento che il mister dà a quei giocatori in campo, e se vediamo la squadra che è davvero messa lì dove deve essere. Poi è chiaro, il campionato è davvero equilibrato, è lungo, ma il Cosenza, io sono convinto, ne possa uscire bene. Speriamo che le scommesse, che sono trotte, le scommesse
scommesse che sono Bakò, le scommesse che sono questi giocatori che ha inserito Trinchera in questo calciomercato di riparazione di gennaio, di febbraio di adesso, possono essere delle scommesse vincenti e lì il campionato si trasforma. E allora, dice bene, io volevo salutare Gianfranco Morelli, Aldo, il figlio, come no, li salutiamo affettuosamente. Sportivo della Calabria, che veramente sta andando bene, un giornale, che esce durante sabato quando gioca il Cosenza, da me che in tutte le lo troviamo in tribuna anche lì, un bel giornale, ma il papà è bravo ma il figlio è bravo altrettanto. Che è stato anche qui e lo salutiamo. Allora Luca, che mi dici? Allora, poi ha detto a Cosia d'Antonelli prima, è diviso in due il campionato, perché c'è l'alta classifica, i playoff e sempre se playoff, però i playout, se vai a guardare, sono tutti a 1, 2, 3 punti. Sono tutti lì. Ci sono 7-8 squadre che rimarranno fino alla fine a giocarsi la permanenza in Serie B, e come diceva Francesco precedentemente, il Cosenza ha tutte le carte in regola per centrare la salvezza anche quest'anno. Ripeto, il Cosenza è una squadra che ha già un grandissimo vantaggio rispetto alle altre, perché ha un impianto di gioco collaudato e ha un allenatore capace che sa dare alla squadra quelle idee di gioco che servono per vincere le partite. Poi è necessario che, oltre ad un bravo allenatore, ci siano i giocatori che trasformano in rete il lavoro fatto dalla squadra. Fino adesso il Cosenza purtroppo a livello realizzativo ha fatto poco, ed ecco perché non si vincono le partite in casa, perché tanto noi qui possiamo stare a chiacchierare fino a dopodomani, ma poi se non butti la palla in rete puoi giocare bene, perdi 1-0 e poi dopo ti ritrovi ultimo in classifica. Quindi il nocciolo è quello. Fino adesso purtroppo gli attaccanti del Cosenza, magari per motivi fisici, per Covid e quant'altro, non sono riusciti a dare quei gol che servivano. Auguriamoci che gli innesti di gennaio inseriti, e quindi mi riferisco a Bakò e Trotta, possano, lo stesso Tremolata, che comunque è un giocatore di qualità, che può dare una mano a livello offensivo, possano dare al Cosenza i gol che gli servono per salvarsi. Però, per fare un piccolo inciso precedentemente, se oggi il Cosenza avesse avuto la capacità di allungare il contratto a Rivière non ad aprile ma a dicembre, quando si intravedeva che il giocatore era importante, probabilmente oggi avevamo un giocatore che aveva fatto 12-13 gol in Serie B, ti trovavi in una situazione di classifica migliore e avevi un patrimonio per la società. Ribadisco, non è una critica, non riesco a capire come è possibile che non ci pensino, è una cosa che mi chiedo a me stesso, perché poi avere un giocatore di proprietà è un valore. Non è vero che i giocatori non devono stare con i contratti lunghi, devono stare almeno con un biennale, altrimenti non lo prendo. Però scusami se ti interrompo, Luca, io notavo che, anzi aiutaci pure tu a capire un po' come funziona questo. Adesso entrano in campo i procuratori, la differenza la fanno i procuratori. Io non dico che il giocatore poi rispetto al procuratore decide di rimanere a Cosenza o no, però i procuratori, un po' tutti i procuratori, ma non soltanto in Serie A, anche in Serie C dico io, vanno a fare il bello e il cattivo tempo con i presidenti, perché adesso vogliono avere le mani libere. Non so chi degli interventi di Fabio diceva più o meno questa cosa, e io penso che sul Cosenza forse prevalga questa logica del procuratore. Non so se, attenzione, Guarascio ha la forza, non Trinchera ma Guarascio, di dire ai procuratori: qui comando io, o il giocatore sta qui e facciamo il biennale, così come potrebbe essere una cosa giusta, oppure no. Scusa Francetti, ti do subito la risposta. Quando facci capire. Ripetiamo l'esempio di Rivière, ma ne possiamo raccontare altri, giusto per essere pregnanti. Quando Rivière è arrivato a Cosenza era un giocatore probabilmente non voluto da nessuno, perché arrivò a parametro zero, era fermo e è arrivato a Cosenza. Io capisco la scommessa, intanto bravo a Trinchera per essere riuscito a pescarlo, no? E l'ha portato a Cosenza. Tu dici, come società, prendo un giocatore a parametro zero, lo metto alla prova e quindi gli fai il contratto di un anno, perché chiaramente se gli fai un contratto di 2 anni e magari il giocatore non ti va bene, te lo devi tenere addosso. Seguimi. Però pare che nel momento in cui il giocatore dopo un mese tu capisci che è un buon giocatore, cosa aspetti a chiamarlo e a rinnovargli il contratto? È chiaro che quando lo chiami che ha fatto già 14 gol non rinnova più, perché a 0 lire ha trovato la squadra di Serie A che lo ha preso. Allora, se io paradossalmente dovessi scegliere un giocatore, prendo un giocatore della primavera,
Per esempio, tanto per fare un esempio, noi quando prendemmo D'Aversa, noi avevamo prima prodotto Manfredini, se ricordate, certo, sulla fascia dalla Fermana, pagato 100.000 euro, venduto 3 miliardi. Venduto il giocatore al Genoa, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a ricreare il giocatore nuovo nel ruolo e prendemmo D'Aversa in prestito dal Milan, prestito con diritto di riscatto. Cioè non è che io vado a prendere un giocatore in prestito, lo faccio giocare e poi se ne torna a casa, perché se no dopo di nuovo il problema. Però Gianluca mi ha scritto poco fa, Gianluca Pasqua, ha detto stampa, mi ha detto che Rivieri non è stato il primo, quindi non ha voluto. Sì, ma Rivieri quando la precisazione di Pasqua che è sicuramente pregnante, ci mancherebbe. No, io sto dicendo, io non sto facendo una critica. Lungi da me fare critiche alla società, perché so quanto è difficile fare calcio e gli errori si fanno, e noi ne abbiamo fatti 100.000 più di Guarascio, per cui non è quello il problema. Qui si tratta di altro, ribadisco per l'ennesima volta, quando il calciatore ti ha fatto 12 gol, 13 gol e va via a parametro zero, non lo tieni più, è evidente che poi il Cosenza ha provato a tenerlo, ma se il giocatore c'ha già la Serie A, cosa rimane a fare? No, ma lui dice, quando è arrivato a Cosenza ma tu dovevi prevenire, lo dovevi prendere, dopo un mese gli devi fare subito il contratto, e il giocatore rimane là, se poi vuole andare via lo vendo. Però il giocatore è mio. Cioè, ma lui dice che non l'ha voluto proprio fare, i 2 anni non l'ha voluti fare. No, il giocatore non ha voluto più rinnovare dopo che a marzo gli sono arrivate 10 offerte. Ma questo non lo so. Vabbè, ma comunque non è una polemica. C'è una telefonata, il concetto tuo è più che giusto. Così, quando prendi un giocatore lo devi, se ci credi. Ma se non fosse così, scusa Fabio, prima della telefonata, parliamo è un ragionamento che va fuori dal Cosenza, no? Secondo voi è normale che ogni anno si parte con una squadra in tieri, si completa a gennaio e tutti gli anni all'ultima giornata devi sperare di salvarti? Poi per carità, sbagli ad agosto nella fase e magari retrocedi, ma sei sbagliato con un'idea. Allora comunque il giocatore non l'ha voluto fare né prima né dopo il contratto, quindi questo allora era meglio che non veniva proprio e ne prendevi un altro, perché sennò lavori per gli altri e perdi tempo. Adesso dobbiamo abbiamo in linea, pronto? Abbiamo le linee, vai. Pronto? Fabio, buonasera, sono Vincenzo da Lungro. Lungro, la provincia di Cosenza, questi tutti i tifosi di Lungro, firmo che venite ogni settimana, venivate allo stadio, San Giovanni in Fiore, Praia Mare, Scalea, Mantea, da Castrovita, da tutte le parti, questo Cosenza, Corigliano, Rossano. Allora, che vuoi dire, prego? Veloce. Agli ospiti e a tutti voi. Io partirei dall'ottima prestazione fatta dal Cosenza contro la Spal, trascinata da questi 2 nostri grandi top player di categoria, Falcone e Tremolada, nonché già in aggiunta a un Sciaudone tornato ai suoi livelli. Io mi soffermo un po' su queste critiche che vengono fatte e cerco di dare un mio pensiero in virtù anche rispetto a quello che chiedono e vogliono i tifosi, anche per mettere un po', cerco di mettere un po' a riparo le cose. I tifosi, logicamente, il Cosenza quest'anno pecca di un attaccante, è inutile nasconderci dietro. Si sono visti con gli innesti di giocatori di categoria, Tremolada, lo sottolineo, è un top, ma non lo dico solo parto dal principio, così come Gerbo ha dato quel qualcosina in più. I tifosi, ritorno al punto della mancanza dell'attaccante, non chiedevano un attaccante anche in virtù delle condizioni economiche, aggiungi questo maledetto Covid che ancora in più. Vabbè, Vince, in poche parole cosa vuoi dire? Che ci voleva un attaccante, diciamo, già pronto per... che il Cosenza aveva nelle sue capacità. Prendi un Pettinari, un Forte che è scelto con la Juve Stabia e anche un presidente tifoso preso all'entusiasmo dopo quell'ultima bellissima impresa. Cerca subito di accaparrarsi un giocatore che ha fatto 15-16 gol con una squadra che è retrocessa. Io sono convinto che adesso con l'ingresso in squadra di Mbakoku, speriamo in una buona e ottima condizione fisica, e non ultimo anche Trotta, e ripetendo la prestazione che abbiamo fatto il primo tempo con la Spal, scusami, trascinati da questi grandi giocatori che ho sottolineato e da questo grande gruppo che
che abbiamo, speriamo bene, dai. Anche questa volta a fare l'impresa di raggiungere questa difficile salvezza. Ce l'auguriamo un po' tutti. Grazie per la telefonata, Vincenzo. Un abbraccio grande, Una buona Vincenzo. serata e complimenti a tutti voi. Grazie per la telefonata. Non dobbiamo dimenticare, perché ritorniamo sempre al punto poi, i rinnovi. Io parlavo di Sciodone, come anche ma anche Petrucci deve essere rinnovato urgentemente, perché poi ci ritroviamo con Petrucci e Sciodone che se non dovesse essere rinnovato loro il contratto, e sappiamo che sono due giocatori validi, siamo punti a capo sul discorso di Riviera. Siccome tu inizialmente sei partito da una giusta valutazione, la progettazione, vabbè. Ribadisco sì, visto anche l'intervento dell'ottimo addetto stampa del Cosenza Pasqua, che noi parliamo da tifosi e non vogliamo fare critiche, perché poi anche un'altra volta io mi ritrovai a chiacchierare con Pasqua e non è mia intenzione, anche perché io ho sempre premesso che a prescindere dal ragionamento Guarascio va ringraziato perché tiene il Cosenza in Serie B e per il Cosenza la Serie B è comunque una piazza patrimonio. Però se da tifosi riteniamo opportuno muovere delle giuste critiche, bisogna avere anche la capacità di saper accettare. Noi ai nostri tempi eravamo 15 giornate primi in classifica e comunque criticati e le abbiamo sempre accettate, non è che ci offendevamo, andavamo avanti, è il ruolo un po' del calcio. Allora voglio dire, Cosenza che è una piazza anche un po' particolare, diciamo che no? Allora la domanda è questa: perché fino a 11 anni fa, 12 anni fa, i calciatori del Cosenza, tipo Lentini, Strada, rimanevano a Cosenza e non andavano in una squadra di Serie A di basso livello, ma preferivano rimanere a Cosenza? Evidentemente la città era accogliente, la città era bella, i tifosi erano calorosi, l'ambiente gli piaceva. Perché io oggi devo sentire dire no, ma non ci vogliono rimanere a Cosenza? Ma chi l'ha detto? E per quale motivo non vogliono rimanere a Cosenza? È questa la domanda, perché altrimenti vi prendete in giro tutti. Perché un calciatore non vuole rimanere a Cosenza? Spiegatemi. Allora, il Cosenza ha avuto nell'elenco 118 giocatori, a parlare da Fiore, Lucarelli, cioè gente che è arrivata in nazionale. E li sentite, sono tutti rimasti con Cosenza nel cuore. Quindi tutti hanno le fotografie della curva del Cosenza, tutti quelli che hanno vinto le Champions, hanno la foto del San Vito, e nessuno voleva andare via. Oggi mi dicono non vogliono rimanere. Perché? Lo chiedo a voi. No, lo chiedo a te, Fabio. Non lo so, allora che significa non vuole rimanere? Sono le cose. O perché non gli fai un contratto di un certo livello, oppure perché le piace Cosenza come le è piaciuto Catanzaro a Gaudio, no? Gaudio, il rettore, non ne vuole venire a Catanzaro perché ci piace Catanzaro, ci ha rinunciato, ma quello ha dato una motivazione. O perché c'è la mancanza di progettualità di cui prima, che magari il giocatore non si vede inquadrato in un discorso più ampio, dove si può giocare delle chance non solo in questo campionato, magari. Ma ragazzi, voi avete sentito Zambagna, Savoldi, Margiotta, ancora adesso vogliono, ma Stefano era di Cosenza, Morrone, per cui era già un nostro, diciamo, voglio dire, affezionato, ma questi calciatori non vedono l'ora di scendere a Cosenza per riabbracciare i tifosi, per stare in città, tutti. Quindi quando io sento dire no, ma non vogliono rimanere a Cosenza, io vi chiedo perché? Sono maltrattati? Non stanno bene? No, forse da un'altra parte guadagnano di più? Non lo so, spiegatemelo. Non può essere una ragione plausibile il giocatore non vuole rimanere a Cosenza, perché altrimenti perdi di capacità progettuale, non hai forza, perché se tu li perdi i giocatori buoni e li vai a ricercare nuovamente a gratis, non riesci a costruire tutti gli anni la squadra forte, questa è la verità. Poi ognuno può dire quello che vuole. Allora, sono le 22:20 qua, 19, abbiamo 7-8 minuti ancora a disposizione, mi dicono che abbiamo un'altra telefonata dalla regia, che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, Buonasera. Ti ho nominato prima, è vero, il tifoso storico. Ma si riconosce la tua voce, ormai la riconoscono tutti, insomma, sei stato un grande ospite di Allupo Allupo, adesso con questa pandemia ci siamo fermati, però in qualche modo ci siamo il lunedì. Come stai, Elio, innanzitutto? Con questa pandemia siamo a casa a vedere questa bella trasmissione. Grazie. E mi parla uno che è fuori dal coro, dato che state elogiando sia Peppuccio che il giornalista, state portando alle stelle a Cinghera. Per me il maggiore responsabile del Cosenza è Cinghera,
Perché Trinchera ha fatto tutti acquisti prima, sbagliati, abbiamo iniziato i campionati con tutti prestiti, quindi noi abbiamo sì e no 3 o 4 giocatori che sono le cose. Quindi questi giocatori che è andato a pigliare adesso, perché non l'ha pigliato a principio dell'anno? Perché l'ha andato a pigliare l'anno scorso è stata la stessa cosa, cioè a un certo punto state esaltando. Elio, è la società, non può essere il direttore sportivo che dà la strada. Il direttore sportivo fa quello che il padrone, se così lo vogliamo definire, ti indica di fare, che il datore di lavoro ti indica di fare. Però aspetta, una cosa, no, aspetta Elio, una cosa la devo dire. Aspetta Elio, scusami. Sei un giornalista, scusa. Sì. Ci hai parlato tu? Ci avete parlato voi con Guarascio? Ci avete parlato voi Abbiamo con fatto come giornalisti 10 domande a Guarascio chiedendogli queste cose, Elio. Sì. Purtroppo ce le Tu lo sai che Guarascio voleva, che Guarascio, fai parlare a me, Certo. Tu lo sai che Guarascio voleva a Forte prima di andare alla Juve Stabia e Trinchera e Paglia non l'hanno voluto. Perché non ci avete dato a domandare? Voleva Forte Guarascio. Guarascio ci ha detto a questo direttore sportivo: questo è il mio budget, con questo budget ti vai a fare gli acquisti. Non ci ha messo mai lui ci ha messo a dire devi pigliare a Tizio, devi pigliare a Caio. Questi giocatori che sono andati a pigliare l'hanno pigliato assieme all'allenatore, uno che non gioca da 2 anni, che è infortunato e giocherà fra 3-4 mesi, quando il campionato è finito. Non lo sapeva Trinchera che questo qui era infortunato da 3 mesi. Non lo sapeva che Trozza non giocava da 7 mesi. E quindi l'ho fatti io questi acquisti. Io l'ho fatti Trinchera. Ma per cortesia, diciamo le cose come stanno. Uno che ti dice che non vogliono venire a Cosenza perché a Cosenza i giocatori non hanno a tempo. Ma facesse un piacere andarsi a Lecce che forse è meglio. Lui dipende dal direttore sportivo del Lecce. Quello che ci dice Corbino, lui fa. E mi meraviglia pure di Occhiuzzi. Sueva che fine ha fatto? Chi? Questa è una bella domanda. Un giocatore come Schiavi. Hai fatto un contratto di 3 anni e sono 2 anni che a Cosenza non ha mai giocato. Ma l'ho pigliato io questo giocatore. Il centravanti a Perez l'ho pigliato io. Ma l'ho pigliato lui con contratti di 3 anni. E gli altri perché non ce l'ho fatti il contratto? Quando ha pigliato a Riviere mi risulta a me personalmente che Riviere voleva fare il contratto e lui non ce l'ha voluto fare. No, aspetta, qua c'è una nota ufficiale, c'è un messaggio dell'addetto stampa che dice che Riviere non ha voluto assolutamente fare un contratto per 2 anni, quindi questo è quello che mi attengo a quello che ha detto Gianluca, poi non lo so se ci sono altre notizie. Ripeto, però quello è passato, allora la critica a Trinchera la puoi fare senza dubbio, è una cosa normale perché il calcio è bello perché è così. L'unica, Fabio, sì. L'unica squadra in Italia, se Puccio Pagliuso mi può dare atto di questo, l'unica squadra in Italia, che facciamo una formazione con giocatori degli altri. Quindi stiamo facendo un campionato con giocatori degli altri. E mi ricordo io al padre, non dica per Puccio perché allora ero un ragazzo, ma quando seguivamo il padre, e cioè pigliava dei giocatori, mi dimenticate i giocatori che ha pigliato lo sappiamo bene, Elio. Però li pigliava dei giocatori, non che se li pigliava in prestito. Vabbè. È un attore sportivo che si rispetta. Quindi tu, scusami Elio, conclude perché poi devo chiudere, tu non sei per la riconferma di Trinchera praticamente, visto che lui non da adesso, io l'avrei mandato via quando ha detto che i giocatori non venivano a Cosenza perché Cosenza non aveva aperto. Io da Cosentino, quest'uomo per me è finito. Vabbè, tu non lo vedi, vabbè. Da Cosentino però, Cosentino perché ha offeso la mia città. Va bene. Hanno offeso la mia città, non che i giocatori non hanno aperto perché non vengono a Cosenza. A Cosenza non ci vengono perché tu ci vai ci devi dare i soldi. Un abbraccio grande Elio, un abbraccio grande. L'anima del tifoso, l'anima del tifoso. Ciao Elio, grazie per il tuo intervento. Sono così, non è facile, però pure così, dai. Beh, ognuno esprime il proprio pensiero, nei limiti uno può dire quello che vuole, guai se non fosse così. Ma il calcio è così, Peppe.
Beh, Elio è uno storico tifoso del Cosenza, oltre che persona squisita, è un tifoso storico, un tifoso appassionato, quindi è giusto che esprima anche lui la sua opinione. E in questo caso non mi trovo d'accordo, ma quello è un altro ragionamento, perché io ritengo che Tringhera sia un ottimo direttore sportivo e che a Cosenza abbia lavorato molto bene. È vero anche quello che dice Elio, evidentemente ci sono dei calciatori che non hanno reso, ma è altrettanto vero, e ritorniamo a bomba al mio primo ragionamento, che ogni anno cambiare non è facile poi trovarli sempre bravi. Delle volte magari si rischia anche di fare qualche errore, e quello bisogna concedere. Non è facile, senza dubbio. Allora ragazzi, siamo giunti al termine, ma ancora c'è una telefonata, non possiamo farne più. C'è un'altra telefonata? Pronto, veloce, rapido, chi sei? Sì, pronto. Veloce, una battuta veloce, chi sei? Prego. Sì, buonasera, io sono Fabio da Cosenza. Prego, Fabio, veloce, cosa vuoi dire? Vai. No, io vi volevo collegare a quello che ha detto comunque Luca Pagliuso sul fatto della programmazione che a Cosenza purtroppo non c'è da 8 anni, poi soprattutto da 3 anni, da quando siamo in Serie B. Se lui ambisce ad andare in Serie A, certamente così non potrà farlo, perché se tu non metti le basi non si va da nessuna parte. Quindi se lui, mi auguro che adesso con Baez si è fatto venire, diciamo, la gola in bocca, e quindi programmerà dall'anno prossimo. Speriamo, ce l'auguriamo. Guarda, purtroppo ti devo lasciare, perché guarda, il tempo è sempre più tiranno, e tirano poi la cosa si spezza, perché Giuseppe là dalla regia ci manca un minuto, quindi devo dare la linea alla regia perché c'è il TG10. Io ti ringrazio, purtroppo devo fare ci vogliono 3 ore di trasmissione. Altre 2 ore. Citofonano anche alla porta che vogliono intervenire per citofono, sentite che citofonano. Voglio dire, ci sono tante telefonate, tanti tifosi, vi abbraccio tutti, vi ringrazio e speriamo bene, dai. Ciao, grazie Fabio. Allora, Peppo, grazie per essere stato. Grazie a voi, siete sempre gentili. Purtroppo il tempo vuole, devo chiudere, siamo in chiusura. Grazie a Luca Pagliuso, grazie a Francesco Mannerino della Gazzetta del Sud. Vuoi salutare qualcuno? Prego Francesco, puoi fare. No, più che salutare nessuno, io volevo approfittare per chiedere al nostro amico Luca se con Allegri ci poteva uscire qualche squadretta da qui a breve, o almeno ci facevamo uscire la notizia della serata. Ecco, potrebbe succedere qualcosa di bello. Facciamo i giornalisti. È già in contatto Allegri? Potrebbe. Ecco, vedi. Si parla del Real Madrid, così non trasferisce in Spagna. Andiamo tutti a Madrid. Un abbraccio da parte mia a tutti voi, grazie ancora una volta per essere stati insieme a noi con Al Lupo al Lupo. Lunedì c'è Cosenza Regina, quindi molto probabilmente salteremo a martedì, vediamo, poi in settimana vi farò sapere, e nello stesso tempo domani Cittadella Cosenza e Forza Lupi. Un abbraccio a tutti voi, la linea al nostro Giuseppe Costanzo alla regia centrale. Ciao!